Buonasera. Buonasera a tutti e ben arrivati a una nuova puntata di Lunedì Sport a Teleradio Pace. Ciao Luca. Buonasera. E ciao Giacomo. Buonasera a tutti. Questa sera è una puntata al maschile, perché salutiamo Gloria che non abbiamo. Sicuramente ci sta seguendo. Ah, sicuramente sì. Salutiamo Gloria. Naturalmente Giacomo non abbiamo in collegamento, perciò ci vediamo fin dall'inizio. Allora, cosa diciamo? Prima, Luca, qua si parlerà già del pre-derby, perché ci sarà una settimana per la pallanuoto Lavagna Chiavari. Il derby della pallanuoto qui per la nostra zona è ovviamente Chiavari-Lavagna, ecco. Ci sarà il derby appunto sabato alle 17:30 tra la Chiavari Nuoto e il Mobil Pesca Lavagna 90 e abbiamo qui alcuni protagonisti che appunto ci presenteranno, ci prepareranno a questa partita. Ecco, ma anche il Chiavari, ma semmai dobbiamo invitarlo la prossima settimana. La prossima settimana lo inviteremo. Allora Giacomo, una settimana sportiva, un fine settimana. Sì, sicuramente questo fine settimana non c'era il calcio di Serie A e Serie B perché c'era la pausa nazionali, però comunque si è giocato allo stadio Luigi Ferraris di Genova perché c'erano le Autumn Nation Series di rugby, ha giocato l'Italia contro la Georgia, ha vinto 20-17 in rimonta. Tra l'altro era tantissimo, era più di 60 anni che l'Italia non vinceva a Genova. Diciamo che non ci gioca neanche tanto spesso, però era comunque da molto tempo. Cioè è un risultato molto positivo per il rugby. Sì, esatto, c'erano anche molte persone, c'erano quasi 15.000 spettatori, quindi diciamo un bel pomeriggio per il rugby e per Genova. Per il calcio ha giocato naturalmente la Serie C e la Serie D. In Serie C l'Entella ha vinto in trasferta in Sardegna contro la Torres, una vittoria importantissima per la classifica, 1-0 con gol di Claudio Santini proprio negli ultimi minuti e di questo poi ne parleremo maggiormente dopo. Il Sestri Levante invece ha perso in casa 3-0 con il Rimini e in Serie D la Lavagnese ha perso 1-0 in casa contro il Varese. La Serie A e la Serie B tornano poi la prossima settimana, domenica in Serie A gioca il Genoa in casa contro il Cagliari e invece per la Serie B sabato lo Spezia gioca in casa contro il Südtirol e la Sampdoria gioca a Palermo. Bene, tra l'altro non è uno sportivo della Liguria, ma dobbiamo citare Sinner per questo risultato. Cosa dici? Per gli appassionati di tennis è stato veramente una bella settimana, bei giorni. Sì, diciamo un bel anno perché comunque Sinner è tutto l'anno che è stato incredibile, ha vinto anche le ATP Finals a Torino e possiamo quasi dire che ormai non è più una notizia, infatti non ha perso nemmeno... Ecco, questa è la notizia nella notizia, non ha perso nemmeno un set. Sì, non ha perso nemmeno un set. Come dei grandi campioni. Esattamente, adesso c'è ancora la Coppa Davis e poi si pensa al 2025. Allora, in sommario avete già visto forse qualche colore, abbiamo la scherma Chiavari in blu e abbiamo i Sestri Levante in rosso e poi abbiamo anche una novità un pochino caratteristica. Adesso andiamo a vedere. Allora Luca, ci accomodiamo che andiamo a presentare nel dettaglio un pochino gli ospiti. Vicino a te hai Daniele Elefante e Lorenzo Magistrini di S e Centro Boa della Mobil Pesca Lavagna 90. Un bel applauso alla pallanuoto. Poi abbiamo la Scherma con Giovanni Falcini che è il presidente regionale della Federazione Italiana Scherma e Giacomo Falcini che è il presidente di Chiavari Scherma. Passiamo al calcio, questa sera abbiamo una rappresentativa del Sestri Levante, Simone Melillo che è responsabile del settore e Fabio Ghiorso che è allenatore dell'Under 15 nazionale. Poi direi con Giacomo vediamo un pochino in sala chi abbiamo questa sera. Allora, qui sulle poltrone abbiamo 4 amici, di cui 3 ciclisti, di cui vi parleremo più approfonditamente dopo per raccontarvi quello che è stato il loro viaggio, quello che hanno fatto. Abbiamo poi una rappresentativa. Ci vuoi anticipare qualcosa del viaggio? Hanno fatto un viaggio molto lungo da Levi fino a San Cosimo Albanese in Calabria. Sui motivi ve li spiegherà poi dopo meglio Luciano, comunque sì, abbiamo viaggiato. E abbiamo anche la bici. La bici è quella proprio che è stata protagonista del viaggio. Eccola qua. Benissimo. Poi allora un applauso a questo giro importante in bici. Una rappresentativa dell'Under 15 del Sestri Levante, la Chiavari Scherma ragazze e ragazzi
e poi Matteo Pedroni della Mobil Pesca Lavagna 90. Benissimo. Allora, facciamo un giro tanto per conoscerci, no, veloce all'inizio. Direi partiamo dal presidente. Abbiamo un presidente di una federazione importante come la Scherma, che soprattutto poi nelle Olimpiadi, insomma, ci tiene no, attaccati al video. Giovanni, presidente della Feder Liguria di Scherma. Settimana scorsa ci sono state le rielezioni, diciamo che veniamo da un quadriennio, diciamo, ridotto perché c'era, diciamo, il discorso del Covid. Ripartiamo con tanti progetti, ovviamente quello più importante che ci portiamo dietro è l'organizzazione dei campionati europei che si svolgeranno a Genova l'anno prossimo. L'invito appunto è quello a essere presenti dal 14 al 19 giugno al Jean Nouvel e al Palasport. Ovviamente è una manifestazione dove saranno, è la prima dopo le Olimpiadi di Parigi, saranno presenti quindi tutti i medagliati della nazionale che abbiamo visto, come dicevi, in televisione durante quest'estate, e ci hanno regalato delle soddisfazioni in una cornice molto bella di pubblico, perché si svolgeva diciamo, a Parigi in una cornice di 8.000 persone, che per noi è stata una cosa diciamo importante, che speriamo a Genova al Palasport di poterla ripetere. Abbiamo la fortuna di avere una struttura che si può dire che inaugureremo, è stata già inaugurata di recente con la partita di basket femminile Italia-Croazia, però a giugno ci sarà la possibilità di venire appunto a vedere questa struttura che sarà finita, e speriamo, diciamo, l'obiettivo è proprio quello di far venire tante persone per conoscere un po' la nostra disciplina, che il compito, diciamo, soprattutto anche di un presidente di una federazione come può essere la nostra, è proprio quella di farla conoscere, perché molto spesso la gente, vedendola solo esclusivamente durante le Olimpiadi, ha un po' una percezione particolare della Scherma. E non è semplice. Abbiamo visto difatti anche quello che è successo con l'assegnazione della medaglia nel fioretto maschile, dove c'è stato fino all'ultimo un po' di problemi con diciamo, il giudizio dell'arbitro. Diciamo che la specialità più semplice è quella della spada, che vale tutto il corpo, ed è quella più comprensibile. Quindi l'obiettivo è proprio quella di farla spiegare alla gente che non l'ha mai vista, e l'invito è quello di venire in pratica a Genova dal 14 al 19 giugno. Bene, hai detto già tante cose, poi magari andiamo a prendere qualche spunto. Invece Simone, chi hai portato, chi c'è questa sera presenti del settore giovanile del Sestri? Allora, stasera c'è una rappresentanza degli under 15 nazionali, e c'è un ragazzo, Andrea Sterlini, della Primavera. E la cosa che accomuna tutti i ragazzi presenti stasera è che hanno fatto tutto il percorso con la nostra Academy, e fino ad arrivare appunto quest'anno a giocarsi un campionato professionistico. È un salto importante per loro, se lo sono meritato. Ecco, rivediamo. Sì. Simone, vuol dire che hanno iniziato a giocare a Sestri questi ragazzi? Allora, la maggior parte ha iniziato a giocare con noi che aveva solo 5 anni, e qualcuno è arrivato poi strada facendo, e attaccamento alla maglia, come tu ben sai quanto ci teniamo noi, serietà durante gli allenamenti, naturalmente hanno capacità tecniche, diciamo, superiori un pochino alla media, perché sennò sarebbe difficile giocare dei campionati professionistici. Per loro è la prima esperienza, e poi dal punto di vista, diciamo, tecnico potrà parlare meglio di me il loro allenatore, che li conosce sicuramente meglio. Bene, bene. Luca, andiamo a fare un giro in piscina, se comincia a essere l'acqua più calda in attesa di questo derby. L'acqua più calda, infatti il Lavagna, il Mobil Pesca Lavagna hanno dovuto spostarsi per la partita col Sori nella piscina di Bogliasco, perché a Sori l'acqua era troppo fredda, mi hanno detto, quindi ecco già l'acqua si scalda parecchio. Siamo
alla terza partita del campionato di A2 maschile del girone nord e questa sera ci concentriamo un po' su questo derby Chiavari-Lavagna. Allora, si giocherà, abbiamo già detto, alle 17:30 nella piscina di Chiavari, però sono due squadre, diciamo così, che il Chiavari ovviamente ha l'obiettivo della promozione, campionato di vertice promozione, quindi ha dei giocatori tanti giocatori che vengono dalla 1, quindi insomma è una squadra che gioca più quasi da 1 che da 2, ecco. Lavagna invece è una squadra rinnovata, profondamente rinnovata, ringiovanita, e infatti volevo chiedere proprio a Daniele, che è il direttore sportivo, come è stata costruita questa squadra da te e dall'allenatore Andrea Martini del Mobilpesca Lavagna 90? Sì, praticamente abbiamo voluto dare una nuova impronta basandoci su 4-5 punti di riferimento i più anziani, tra virgolette, perché poi non sono anziani, ma sono sempre giovani anche loro, che facciano da chioccia a queste nuove leve che devono portare nuova linfa, nuovo entusiasmo. Abbiamo preso 2 ragazzi di categoria superiore, diciamo, come Tabbiani e Gandini, e poi abbiamo preso inserito dei ragazzi del nostro vivaio, perché comunque in una Serie A2 è il momento di far giocare i giovani del posto, i locali, per dare più spazio. Ecco, prime 2 partite, prima partita vinta in casa con il Velanuoto Ancona, e invece purtroppo la sconfitta poi col Sori nella piscina, appunto, abbiamo detto, di Bogliasco. Che partita è stata questa qui contro il Sori? Siamo partiti un po', ci aspettavamo questo pressing da parte degli avversari molto forte, l'abbiamo patito un po' nella prima frazione, la seconda è quella che ha dato il gap maggiore per loro, a loro favore. Poi siamo tornati ampiamente in partita, andando a -1 nel terzo tempo, eravamo più in palla rispetto a loro, però nel quarto tempo abbiamo preso la brutalità che ci ha tagliato le gambe. Però da un lato è anche lo scotto da pagare per una squadra giovane, l'altalena di risultati. Diciamo che la brutalità nella pallanuoto è un colpo violento che comporta rigore contro, espulsione definitiva del giocatore e 4 minuti di inferiorità numerica, e quindi diventa difficile poi portare. 4 minuti dalla fine, proprio precisi. Siamo stati precisi, li abbiamo presi a 4 minuti e 03, così avevamo proprio gli ultimi 4 minuti da giocarci, non dovevamo neanche controllare quando rientrava, era finita la partita. Va bene, va bene. Bene, allora palleggiamo, Luca, questa sera certo, anche certo. con la Vasca, che abbiamo 3 importanti ospiti per la pallanuoto. Giacomo, invece, raccontaci qualcosa della Chiavari Scherma Chiavari, che tra l'altro abbiamo delle immagini fresche in settimana che il nostro Giancarlo ha andato una sera. Diciamo, noi abbiamo avuto l'anno scorso questo evento diciamo spiacevole, che è stato un po' legato lì all'asilo del Pino, che c'è stato il cedimento della struttura, era la nostra sede, esatto, quindi abbiamo passato l'anno scorso, per fortuna, solo una decina di giorni un po' di panico, nel senso che appunto non sapevamo se avremmo potuto o meno avere di nuovo una sede dove fare gli allenamenti, e per fortuna siamo riusciti a trovarne una disponibile proprio di fronte lì sotto, diciamo, la palestra dell'Odeon, che abbiamo inizialmente un po' così aggiustato in maniera un po' approssimativa, e invece quest'anno quest'estate un po' ristrutturato per renderla, diciamo, più confacente a quelle che sono le nostre esigenze. Ecco, queste sono proprio le immagini dove siete adesso. Esatto, quindi passata tra virgolette un po' la paura diciamo, di non poter continuare un po' quella che è stata la nostra tradizione chiavarese, che ci lega appunto a questa cittadina del 67. Abbiamo avuto, forse grazie anche a questo evento, una sferzata poi di energia anche positiva, per cui siamo ripartiti con maggiore entusiasmo. Abbiamo avuto un bell'anno sia dal punto di vista proprio dei numeri che dei risultati agonistici, soprattutto nel nostro vivaio under 14 under 17. Infatti anche qui, diciamo, nel parterre
abbiamo qualche atleta c'è Rebecca che ha vinto il campionato nazionale di categoria, Alice che ha vinto il bronzo sempre diciamo della sua categoria under 14, una categoria giovanissima e l'altra bambina. Poi c'è Greta che anche lei ha fatto parte della squadra che ha vinto il campionato regionale, ci sono Clarissa, Carlotta, Gabriele, Emanuele, tutti diciamo che fanno parte un po' del nostro gruppo, quindi ripeto, una situazione che ci ha ricompattato, abbiamo appunto, stiamo lavorando sodo, adesso ne veniamo di nuovo da un inizio stagione positivo che ha appunto riguardato sempre il settore under 14, siamo stati questo weekend. Questo sei tu, no? Sì, sono io, diciamo. Quanti anni ha? Questo siamo il gruppi, adesso noi siamo venuti a fare le riprese giovedì scorso, quindi c'è il gruppo proprio dei nuovi arrivi e quindi lì ero con un bimbo di 9 anni, comunque facciamo corsi a partire dai 5 anni. Questo un po' invece il riscaldamento dei più grandicelli e niente. Allora, Giacomo, ho sentito che dalle parole di appunto Giacomo hai diversi campionesse qua in prima fila. Allora, sì. poi vai, volevo salutare anche Fabio Ghiorzo con gli Under 15, come sta andando il campionato nazionale. Sì, stiamo facendo per la prima volta un campionato nazionale con questi ragazzi che, come ha detto prima Simone, hanno fatto un percorso dentro l'Academy e quindi ora hanno la possibilità di fare un campionato a livello professionistico. E siamo nel nostro percorso di crescita, sapevamo che era un campionato non facile, abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio, però insomma piano piano i ragazzi si stanno abituando alla nuova avventura. Lo spogliatoio sono quasi tutti i tuoi questi? Sì, a parte Sterlini, sì, gli altri sì, e tra questi ragazzi ci sono... C'è un capitano? Sì, c'è il capitano. Sentiamo un po' il capitano, dai. Allora, Simone Lugo, il capitano della 15 Sesti Levante. Intanto, ecco, diceva anche l'allenatore, da un po' che comunque vi conoscete, che gruppo siete? Siamo un gruppo sicuramente molto unito, però la metà della squadra viene da squadre da Genova, verso Genova, quindi è stato difficile unirsi subito. Campionato nazionale, quindi comunque ci sa che possa essere un po' complicato. Come sta andando nel complesso? Abbastanza bene, di sicuro siamo in crescita e speriamo che nel ritorno possiamo far meglio. Brevemente una cosa su cui secondo te potete migliorare? Sugli errori difensivi, sulla difesa, perché facciamo molti errori, regaliamo molti gol. Bene, poi ritorniamo con gli Under 15, ma io andrei a scoprire un po' questa passione della bicicletta che parte da Levi e quanti chilometri fa? Allora, qui abbiamo diciamo un gruppo di 4 amici, di cui 3 ciclisti e un accompagnatore, che sono Luciano Corino, Marco Romaggi, Armando Di Capita e Fabrizio Rota, l'accompagnatore, giusto? che sono partiti da Levi quest'estate e sono arrivati fino a San Cosmo Albanese, che si trova in Calabria, quindi circa 1200 chilometri, che è un paese di cui tu, Luciano, sei originario, e siete arrivati esattamente per la festa dei santi medici Cosma e Damiano. Va bene che sei originario, ma come è venuta in mente questa idea coinvolgendo anche questi tuoi amici? Io sono nato a San Cosmo Albanese e fino all'età di 15 anni ho abitato a San Cosmo, dopodiché ho fatto la scuola alberghiera e mi sono trasferito qui in Liguria, praticamente quasi da 40 anni. Però è sempre stato un po' il mio sogno quello di ritornare al mio paese in bici, e siccome la bici è stata anche sempre una mia passione questa, con un gruppo di amici che siamo ormai pensionati, perché comunque ci vuole tempo per organizzare, ci vuole tempo, insomma è abbastanza impegnativo. Ho preso l'occasione della festività dei Santi Cosmi Damiano e siamo partiti in tempo per arrivare in paese alla festa. È stato molto bello perché siamo stati accolti. Ecco, qua state proprio arrivando, scusate. Sì, davanti al santuario dei Santi Cosmi Damiano, sì. Siamo stati accolti dall'amministrazione comunale, dal parroco. E, tra l'altro il nostro paese
c'è il rito greco-bizantino, come potete vedere magari dalle immagini. Scusami, brevemente, un paese di dimensioni tipo Levi, più grande, per avere un'idea. È un paese situato a circa 300 metri sul livello del mare, un po' collinare con oliveti. Sì, è tipo Levi, diciamo, quando ero ragazzo io c'erano tipo 1500 abitanti, invece adesso purtroppo si sa, i paesi si spopolano, saranno circa 600 abitanti. Ecco. E a Marco chiediamo invece come sono state organizzate le tappe, come sono state pianificate. Sì, diciamo intanto premettiamo che noi siamo un gruppetto di amici ciclisti, ma di cicloturisti, quindi nessuna velleità sportiva, non guardiamo le medie, non guardiamo le città, tra l'altro dato la nostra età sarebbe tutto completamente fuori luogo, diciamo, ecco. Quindi abbiamo fatto un percorso, diciamo, anche dal punto di vista turistico proprio, e abbiamo suddiviso questi 1200 km circa in 10 tappe, in modo da avere circa questi 120-130 km al giorno più o meno, e anche un dislivello compatibile con le nostre forze, che è circa 1200-1300 metri al giorno. Ecco, il luogo più sorprendente che avete visto, secondo te? Ma premettiamo anche qua che l'Italia è bella tutta. Abbiamo visto 1200 km, è un bel pezzo. Siamo passati, la campagna senese, per esempio, la Val d'Orcia, bellissima, Costiera Amalfitana, che dire. Vi siete scelti bene il percorso, abbiamo capito. Grazie. Ok, poi ritorniamo e ripercorriamo qualche chilometro insieme. Luca, in bici tu non hai mai pensato di fare i 1200 km? Mi piace, no. La bicicletta da bambini, noi ci andavamo noi eravamo sempre in bicicletta, è un bellissimo sport, mi piace tanto, però non riesco a avere il tempo di andare a fare con la bicicletta, ecco, purtroppo. Ecco, adesso farei così, manderei il servizio del campionato di Serie C, dove sono coinvolti appunto il Sessi Levante e la Virtus Entella. Abbiamo una sconfitta del Sessi Levante per 3-0 in casa con Rimini e la vittoria per 1-0 della Virtus Entella a Torres. Vediamo quello, poi probabilmente abbiamo una telefonata. È stata una vittoria sofferta contro un avversario molto, molto forte. Ritengo che la squadra abbia fatto una buona partita, ha avuto qualche occasione per passare in vantaggio e quindi penso che alla fine non abbiamo rubato niente. È stata questa una vittoria importante di carattere, di voglia della squadra, che ha concesso poco ed è venuta a fare una bella partita contro una delle squadre più forti di questo campionato. Cosa può dare questa vittoria a livello proprio di consapevolezza e di mentalità? Ma siamo una squadra che comunque sta prendendo consapevolezza e questa partita sicuramente è un nodo cruciale del nostro campionato e ci dà quella forza per crederci ancora di più, perché siamo forti, l'abbiamo fatto vedere anche oggi, che nei momenti di difficoltà insomma c'è compattezza, la squadra è solida, ci difendiamo molto bene e poi bene o male l'occasione per pungere e far male la troviamo, perché abbiamo qualità, abbiamo giocatori importanti e quindi insomma anche oggi un ottimo risultato, un'ottima vittoria che ci fa ben sperare per il continuo del campionato. E penso che nella prima mezz'ora noi abbiamo subito un tiro in porta e mezzo, perché la calcio d'angolo per me è mezzo, e abbiamo preso 2 gol in mezz'ora. E in quella mezz'ora Sessi Levante secondo me ha provato a giocare, ha provato a sviluppare, ha avuto 3 palle per far gol e non ci siamo riusciti, quindi la differenza in quel momento lì è che gli altri ti fanno gol e noi non riusciamo a farlo. Poi quindi possiamo stare a parlare di tutto, di fragilità, di problemi, di tutto quello che vogliamo, però secondo me quello che è saltato all'occhio oggi è stato proprio quello. Sul 2-0 rientri in campo, penso che producendo poco, però sei stato prevalentemente nella metà campo loro. Come dicevo prima, il preoccupante è stato che tutte le volte che gli altri vengono fuori e noi rischiamo di prendere gol. Oggi rispetto alle altre volte il preoccupante è questo.
Allora, abbiamo i Sestri qua e al telefono dovremmo avere Claudio Santini, appunto proprio l'autore del gol di ieri della Virtus Entella. Pronto? Sì, pronto, buonasera a tutti. Grazie, complimenti Claudio. Allora, ci vuoi raccontare un pochino ieri com'è andata? Nel senso, sei entrato in campo e dopo poco hai segnato e sono arrivati i 3 punti. Sì, sono entrato gli ultimi 10 minuti, una partita molto combattuta ed equilibrata e per fortuna sono riuscito a trovare il guizzo per fare l'1-0 e far portare a casa i 3 punti alla squadra e alla società. Ecco, credo che sia stato un bellissimo viaggio di ritorno, lungo ma... Sì, è stato un viaggio lungo perché comunque in aereo in Sardegna, però è stato piacevole con la felicità mia ma soprattutto di tutta la squadra, di tutto il gruppo. Eravamo felici e ci stiamo godendo questo bel momento che stiamo vivendo. Bene Claudio, vuoi raccontarci qualcosa di te? Hai iniziato da piccolissimo, no? Mi dicevi, a giocare a calcio. Sì, ho iniziato da molto piccolo, quando avevo solo 4 anni, perché avendo un fratello maggiore di 3 anni più grandi di me, lui iniziava la scuola calcio ai suoi 6 anni, che diciamo è l'età base per incominciare, e io però non potevo aspettare e guardarlo solamente, quindi ho anticipato un po' i tempi e ho iniziato insieme a lui nella scuola calcio Desolati, una squadra di Firenze, e da lì insomma è iniziata questa passione che più che passione è diventata poi un'ossessione, come magari tanti bambini italiani. Certo, quando sei arrivato circa 2 anni fa, no? A Chiavari, tra l'altro da una bellissima stagione a Punta Rimini. Sì, sono arrivato a inizio anno scorso calcistico, quindi intorno ad agosto del 2024 e niente, adesso è il secondo anno che faccio qua e mi sto trovando bene nonostante siano stati 2 anni un po' difficoltosi a livello personale soprattutto, però adesso spero che possano cambiare le cose e possa essere una svolta questo gol che c'è stato ieri, soprattutto perché insomma per me l'importante è dare un grande contributo alla società e alla squadra e aiutarla a raggiungere gli obiettivi che merita. Ecco Claudio, tra l'altro quel campo appunto del Torres l'anno scorso protagonista in negativo, quest'anno ripresa con tutti gli interessi. Sì, ci pensavo prima della partita, ieri mattina. Perché hai sbagliato il rigore e quest'anno invece hai fatto vincere la tua squadra. Esatto, ci pensavo mentre ero in albergo e dicevo qua l'anno scorso non è andata bene. Poteva essere la svolta dell'anno scorso, non lo è stata, deve succedere per forza qualcosa oggi perché il destino mi deve tornare indietro qualcosa e così è stato. Quando ho ricevuto il pallone lì sull'esterno sinistro ho avuto la sensazione che fosse il momento che doveva succedere qualcosa e così è stato. Ecco, tra l'altro stiamo vedendo adesso delle immagini che sono proprio arrivate questa sera. Il club di Franco Lagomarsino, la vetreria, credo che ti abbia invitato un po' di giorni fa, qualche settimana fa, e ieri erano presenti, probabilmente hai consegnato la tua maglia, perché oggi appunto in vetreria ci è arrivato un filmato che lo stiamo vedendo con la tua maglia Santini 29. Sì, qualche settimana fa mi hanno invitato a presenziare a una delle loro riunioni che settimanalmente fanno e ci tenevano che ci fossi io perché magari ho avuto, insomma, l'anno scorso e questo inizio anno non è stato molto facile qui a Chiavari e mi ha fatto molto piacere, sono stati molto gentili, mi hanno accolto veramente bene e ho sentito il loro affetto e quindi insomma ieri dopo il gol ci tenevo a ricambiargli di qualcosa e quello che potevo fare era donare la mia maglietta
insomma sono stati felici, spero, e io altrettanto della loro fiducia e del loro affetto. Bene Claudio, niente, un bel applauso da tutto lo studio. Grazie. E complimenti. Grazie mille. Grazie alla telefonata. Buon proseguimento. Grazie, Buona serata grazie Claudio. a tutti, grazie. Stacchiamo allora la telefonata. Ora voi non siete coinvolti nella prima squadra, ma parliamo un pochino del Sestri. Fabio, solo così, bisogna tenere duro perché il campionato è lunghissimo, c'è sempre tutto questo impegno dalla prima giornata. Ieri non è andata bene questo gol preso iniziale, ma c'è tutto il tempo per far bene, la classifica è cortissima. Sì, quello sicuramente. Siamo ancora insomma, sulle prime giornate del campionato e assolutamente la squadra, insomma, la città, i tifosi devono essere uniti e continuare per l'obiettivo stagionale, che è riconfermare la salvezza ottenuta l'anno scorso. Tra l'altro, Simone, tifosi, vediamo forse qualche immagine ancora della presentazione, no? Che c'è stata quest'estate, una serata veramente sportiva con tanto tifo, questa passione per la maglia, citavi prima, no Simone? Sì, no, oramai è da diversi anni che iniziamo la stagione con la presentazione. Quest'anno abbiamo avuto anche la possibilità di farlo in casa nostra nel Sivori, è stata una cosa sicuramente emozionante. Ricordiamo che il Sestri insomma, è una piccola realtà che si è affacciata dopo ben 74 anni di nuovo in una realtà professionistica. Stiamo facendo il nostro percorso, è difficile, è duro, in uno dei gironi più difficili d'Italia a detta di tanti, forse anche perché il più equilibrato. Credo che la società sapesse già dall'inizio le difficoltà che si sarebbero presentati. Abbiamo una delle rose più giovani d'Italia, abbiamo un allenatore giovane che tu conosci molto bene, è un battagliero e io sono fiducioso. L'anno scorso, se non ricordo male, il Sestri aveva a questo punto soli 2 punti più di adesso e poi alla fine ha fatto un grandissimo girone di ritorno e ci siamo salvati alla penultima giornata, quindi teniamo duro e vedremo dove andremo. Intanto sicuramente sì, tanto abbiamo visto queste carrellate di tanti ragazzini a Sestri. E Giovanni, da uomo di sport, no? Come vivi? Non so se ti interessi di calcio, comunque è impossibile non leggere qualche titolo, no? Anche se uno segue un altro sport. Cosa dici di questo Tigullio che con 2 squadre in Serie C ha movimentato un po' tutti, insomma, tutti quanti forse hanno pensato un po' al calcio, no? Sì, indubbiamente il calcio è il principale sport e anch'io sono appassionato. Devo dire che ho piacere, non dico la squadra per cui tengo, ma ho piacere diciamo quando sia le squadre liguri, quindi sia genovesi e soprattutto del nostro territorio riescono a ottenere i risultati. Ovviamente in questo momento credo che per il Sestri Levante ci sia come principale obiettivo, come dicevano, quello della salvezza. Ci auguriamo che questa accada e per l'Entello ovviamente l'augurio è quello che riesca a ritornare diciamo, in Serie B, che per anni diciamo, è stata in Serie B e anzi ha regalato penso alla cittadinanza la possibilità di vedere già del calcio di altissimo livello. Quindi l'augurio è quello, l'augurio credo per tutti gli sport è proprio quello sempre di riuscire a fare del proprio meglio nel nostro territorio. Allora, con queste parole chiudiamo la parentesi sia per la Virtus Entella che per il Sestri Levante, il campione di Serie C. Facciamo un applauso a tutte e 2 le società. Luca, ritornerei in piscina perché abbiamo il nostro Lorenzo Magistrini che è un centro boa, ancora non è intervenuto. Purtroppo quest'anno il derby, per il derby di andata, questo che ci sarà sabato, non lo giocherà perché purtroppo è reduce da un infortunio. Però Lorenzo, vogliamo sentire un po' il tuo parere sull'inizio del campionato del Lavagna, del Mobil Pesca Lavagna e sulla partita che dovranno affrontare i tuoi compagni sabato. Come diceva Daniele, abbiamo iniziato bene il campionato, abbiamo iniziato con una bella vittoria con l'Ancona 2 sabati fa.
Abbiamo fatto una bella partita anche questo sabato qua, sfortuna vuole, abbiamo preso quella brutalità che ci ha un po' impedito il pareggio, impedito la rincorsa verso comunque una possibile pareggio vittoria, e invece ci prepariamo per la partita di sabato, che sappiamo tutti che è molto importante, soprattutto a livello territoriale, perché è sempre un derby e ogni anno comunque, anche chi è più forte o meno forte delle due squadre, è sempre una lotta gol a gol fino all'ultimo secondo. Ecco. Tu adesso ancora stai facendo allenamenti di nuoto, non di pallanuoto, però come vedi questa squadra di tuoi compagni? Ecco, squadra ringiovanita, rinnovata. Ci siamo rinnovati molto, siamo molto più nuotatori quest'anno, nuotiamo tutti molto, siamo molto più veloci, molto più esplosivi. Abbiamo già creato subito un bel gruppo, che è difficile anche perché ci sono molti innesti nuovi, però ci siamo già con, come diceva Daniele, anche con le colonne portanti della squadra, abbiamo fatto già subito, fondato un bel gruppo unito, e anche con la mia mancanza, con la mancanza di Matteo, ci sono subito venuti in soccorso anche gli altri ragazzi della squadra, che hanno cercato di limitare soprattutto queste due mancanze nei ruoli fondamentali. Bene, ecco, quindi non facciamo pronostici per sabato, perché sappiamo bene che il derby, insomma, anche se nella pallanuoto non è magari come il calcio, però sappiamo che il derby è sempre il derby, quindi poi oltretutto nella pallanuoto di adesso conta sapere da parte dei giocatori, delle squadre, degli allenatori, sapere interpretare il metro arbitrale. Lo dico sempre, purtroppo le regole della pallanuoto vengono applicate, però spesso ognuno le applica un po' come pensa sia meglio applicarle. Ecco, quindi bisogna che le squadre capiscano quale sia il metro arbitrale, quindi adeguarsi subito al metro arbitrale, quindi chi si adegua per primo magari... Cosa ne pensi? Luca, sentirei un pochino, abbiamo Matteo Pedroni sì, con Giacomo, così facciamo intervenire anche lui. Anche lui purtroppo non giocherà al derby perché anche lui è infortunato. Infatti sono qui perché gli altri ragazzi si stanno allenando, ovviamente a quest'ora sono nel pieno dell'allenamento. Poi stasera siamo un po' troppo sbilanciati con Lavagna, non abbiamo... Giusto. Chi fa la parte del Chiavari? Lo facciamo fare a Giacomo dalla scherma. Ma te l'ho detto, semmai li sentiremo lunedì. Vai Matteo. Sei d'accordo con quello che diceva il tuo compagno su come è cambiata la squadra quest'anno, e se hai visto anche qualcosa cambiare nelle altre squadre di E2, magari soprattutto se le squadre scese dalla 1 sono competitive, molto competitive quest'anno? Beh, allora assolutamente quest'anno il campionato è veramente molto competitivo, lo dimostra la rosa del Chiavari che andremo ad affrontare sabato, una squadra ben strutturata, molto forte, preparata, sicuramente attrezzata per un campionato anche qualcosina più alto di quello che è la 2. Ma non sono da meno tante altre squadre come il Camogli, comunque il Torino, il Bugliasco, che sono delle riconferme, ma comunque continuano, diciamo, ad aumentare quello che è il loro tasso tecnico. Anche noi, secondo me, non diciamo la nostra, sostanzialmente, nonostante l'assenza mia e di Lorenzo. Io ho visto comunque nella squadra un bel attaccamento, un bel gruppo, comunque l'innesto di due ragazzi importanti come Gandini e Tabiani ha portato tantissima professionalità, e questo si vede, si ripercuote anche sui ragazzi che ci mettono tanto impegno e stanno crescendo molto. E che dire, sabato sicuramente sarà una partita difficile con una squadra complicata da affrontare, i pronostici non sono sicuramente dalla nostra parte per quelli che sono i valori sulla carta, però il derby è sempre il derby e la partita è molto sentita, ci sarà tanta gente a vederla, e quindi sono sicuro che noi faremo la nostra partita al meglio delle nostre possibilità e daremo del filo da torcere al Chiavari. Bene. Giacomo, proviamo a fare la parte di pallanuoto chiavarese, cosa diresti? Daremo il nostro meglio. Segui un po' la pallanuoto? No, guarda, no. Poco e niente, purtroppo colpa mia, nel senso che Mi bisogna... risulta che il Chiavari è forte, sentendo infatti, Luca, esatto. in questo periodo. No, la cultura sportiva è importante, quindi bisognerebbe un po' approfondire. Io sono un po' così a secco sul pallanuoto e quindi non esprimo Auguriamo giudizi. un buon derby. Esatto. Ma nella scherma ci sono i derby? No.
Ma no, gli importanti. assalti più spiacevoli sono in campo nazionale quando uno incontra atleti della propria società, in campo internazionale quando incontri atleti della stessa nazione, perché poi sono persone con cui ti alleni quotidianamente, quindi diventano incontri imprevedibili perché ognuno conosce molto bene l'avversario, quindi sono gli assalti che uno vorrebbe evitare. Ecco. Quindi. Questo è un aspetto che insomma capita, no? Stretto, ecco. È Sono stretto. più che assalti di famiglia, ecco, più che esatto. Ma nei campionati, cioè durante l'anno, questo accade spesso che nelle società? No, lì vostre? diciamo la formula di gara da noi sono, diciamo, la parte iniziale della gara sono gironi e quindi poi in base alla classifica dopo i gironi ci sono gli scontri diretti, per cui sono un po' a sorte, ecco, ogni gara potrebbero potenzialmente capitare incontri del genere, per cui decide un po' il piazzamento dopo i gironi, vari fattori, per cui sono difficilmente si possono programmare. Ecco, quindi. Certo. Allora, abbiamo già visto diverse volte anche in questo momento nelle prime file, no? Andrea, conoscere un pochino e sentire un pochino anche la voce, Giacomo. Allora, Carlotta Conte, intanto ci colleghiamo subito, ti è mai capitato una cosa di questo tipo alle gare? Sfortunatamente sì, però l'anno scorso ho incontrato la mia compagna e non è proprio una cosa che fa piacere a nessuno, sia a me che alla mia compagna, neanche agli allenatori, questa è una cosa un po' brutta. E un'altra cosa, mi dicevi che vi state preparando per le qualificazioni regionali per i campionati italiani che saranno a dicembre. Che tipo di gara, diciamo, vi aspetta, come vi state preparando? Allora, innanzitutto l'avevamo già fatta qualche mese fa perché appunto questo weekend c'è stata un'altra gara italiana a Legnano, però purtroppo io non sono riuscita a partecipare, ma delle mie compagne sì. E a dicembre appunto ci sarà questa qualifica regionale che porterà a un altro campionato italiano e si spera di fare meglio e di prepararsi al massimo. Qui accanto invece abbiamo Larissa Garibaldi Vanadese. Ecco, prima Giovanni Falcini all'inizio parlava dei campionati europei che ci saranno a Genova, ha citato le Olimpiadi. Cos'è in particolare, diciamo, che ti stupisce del vedere comunque le atlete di livello internazionale che appunto fanno molto sport? Qual è la cosa che più ti stupisce? Forse la loro velocità e la loro tecnica. E su alcuni colpi in particolare, in come si muovono? Se puoi spiegare meglio, anche perché diciamo molte delle persone che ci seguono non sono praticissime della scherma. Sì, mi stupisce soprattutto anche la mente e il saper controllare l'ansia anche in momenti difficili, di svantaggio, saper ragionare non chiaramente, senza andare magari in panico. Bene. Ritorniamo dai sulla scherma, andrei un pochino perché sennò poi loro dalla parte dei ragazzini del Seste conoscere ancora qualcuno, dai. Qui abbiamo Filippo Casabianca che è il portiere dell'Under 15. Ecco, prima il capitano parlava di errori difensivi, prendere meno gol. Come sta andando la difesa e cosa può fare il portiere anche per aiutare la difesa, magari guidarla da dietro? Ma la difesa diciamo che ci dobbiamo capire perché siamo molto misti in difesa, giocatori che vengono dalle parti di Genova e altri del Sestri, quindi dobbiamo un po' capirci e il portiere può dare un aiuto con la voce, farsi sentire e dare sostegno morale alla squadra. E c'è un portiere in particolare cui ti ispiri, che ti piace come stile di gioco? Il portiere del Sestri, Anna Cuira. E qualcuna cosa in particolare? Le sue uscite, che secondo me è uno che nel campionato le fa meglio di tutti. Ok. No? Il portiere, si diceva di questo ruolo, Simone. Portiere è un ruolo difficile, complicato, loro te lo possono spiegare sicuramente meglio di me. Qui stasera abbiamo Andrea Sterlini, mi piace spendere due parole per lui perché è un ragazzo che io conosco molto bene,
è iniziato con noi che aveva soli 5 anni, ho avuto il piacere di averlo nella mia squadra, non di allenarlo perché i portieri fanno allenamenti specifici, ho avuto il piacere di averlo per 2 stagioni e 2 domeniche fa ha esordito con la prima squadra, complice la squalifica del secondo portiere, è riuscito a godere di questa esperienza andando a Pescara a giocare con la capolista. E quindi questa è una sua vittoria per la sua tenacia, anche perché mi ricordo che ha avuto periodi dove voleva abbandonare il calcio, voleva fare altro sport, voleva cambiare, se non ricordo male, anche società. È uno che insomma mi ha dato un pochino da fare. Gli ho mandato anche un messaggino alla vigilia dicendogli: ma ti ricordi quando ti dovevo rincorrere perché tu rincorrevi i compagni perché magari ti avevano calpestato un piede? E adesso eccolo qui, insomma, ha avuto la fortuna di andare anche nella rosa della prima squadra. Allora, tutte queste belle parole devono essere ripagate dal responsabile, ma la curiosità un po' questa trasferta con la prima squadra, che esperienza è stata? Ma è stata sicuramente un'esperienza bellissima, mi ha fatto anche capire molto com'è l'ambiente della prima squadra, e che sono ambienti completamente diversi dalla primavera alla prima squadra, ed è stato bellissimo anche stare con il portiere Anacoura, che è comunque un portiere che anch'io, come l'altro portiere, ammiro tantissimo. Tanti, no? Si sente parlare molto bene di questo portiere. Quali sono le caratteristiche principali che ritieni che ha? Ma la cosa principale è la sua struttura fisica, anche, che è perfetta, ma poi anche la sua, come diceva lui, la non paura nelle uscite, e la comunicazione che ha con la sua squadra, e il fatto che conosce perfettamente ogni suo compagno, gli dà anche un aiuto nel posizionamento e in tutto quello che fa. Che Sul portiere si sente questi ragionamenti, no? Un portiere che esce o non esce mai, c'è una regola, non so, tu come la pensi su questo? Sei un portiere che esce oppure no? Ma io sono principalmente un portiere che cerca di uscire, però ci sono tanti casi, e sì, il portiere è uno che non deve avere paura della palla, tanti portieri sfortunatamente ce l'hanno, e niente, la cosa migliore sarebbe non avere paura della palla e attaccarla sempre, e quindi questo sarebbe un aiuto, anche per poi una ripartenza, perché quando il portiere blocca la palla tutta la squadra sale e la squadra che prima stava attaccando deve tornare subito a difendere. Ad esempio, ieri il primo gol che ha subito il Sestri, credo che insomma, il portiere ha battuto bene il corner probabilmente, no? Sì, perché è arrivato lì a 1 metro, tanti giocatori. C'era anche Che cosa può fare il portiere? Sì, in quel caso lì era il fatto della mischia, perché molto probabilmente non ha visto, per un attimo ha perso la palla e allora ha perso il tempo, e sfortunatamente la palla gli è rimbalzata ed è entrata. Bene, allora facciamo un applauso al nostro portiere qua. Tu Fabio che ruolo giocavi? Io ho iniziato come portiere. Sì, ho iniziato come portiere. Poi siccome erano tanti portieri mi hanno spostato una volta a fare l'attaccante, e quindi poi sono rimasto per un po' attaccante, poi sono passato centrocampista e poi ho finito difensore. Quindi li ho fatti un po' tutti i ruoli. Il portiere era bello farlo da piccolo perché mi compravo i guanti e insomma con questi guanti mi stimavo tanto e mi piaceva un sacco. Poi fortunatamente o sfortunatamente erano tanti portieri, io dei portieri ero quello più bravo a giocare in attacco e quindi la mia carriera da portiere è finita lì. Faccio i complimenti ai 2 ragazzi. Sterlini, insomma, è la prima volta che lo ascolto, ma sei stato molto preciso e mi sembri, sei un ragazzo molto intelligente, avrai un futuro come allenatore, sembri, parli già come un allenatore. Insomma, se è stato convocato in prima squadra ci sarà un sì, perché, no? è un piacere, una soddisfazione sentire parlare ai ragazzi così, poi vederli giocare sul campo ancora di più. E anche Filippo mi ha stupito il fatto che abbia detto che si ispira al portiere del Sestri Levante. Io non avrei mai pensato a una cosa del genere, pensavo a magari un portiere insomma, della nazionale, un portiere internazionale. E quindi a volte i ragazzi ci stupiscono sempre in positivo.
questo è bello stare insieme a loro. Tra i ragazzi ci sono alcuni che giocano con l'Under 15 ma hanno un anno in meno rispetto ai loro compagni. Quindi, ne andiamo a conoscere uno, dai. Sono Giacomo, guarda un po'. Diego, Nicola. Sottolieva, come sì, giocano Sottolieva. Filippo, Tommaso e Nicola. Alzati, vieni vicino a Giacomo, dai. Vieni. Vuol dire che ci sono delle qualità, cioè per Sottolieva a quell'età lì è importante un anno, no? Sì, con loro insomma, abbiamo fatto una scommessa perché non è semplice per loro, cioè non è semplice per i loro compagni che hanno un anno in più e figuriamoci per loro. Arrivano sempre al campo con grande voglia e insomma penso che per loro come per me è una soddisfazione che facciano parte di questa squadra, che abbiano questa opportunità. Devo dire che tutti, bene o male, sono già scesi in campo, chi un po' di più, chi un po' di meno. Niente, questa è un'ulteriore soddisfazione per la società Sesti Levante, perché insomma l'obiettivo è far crescere anche i ragazzi che un domani saranno futuri uomini, quindi è importante a 360 gradi l'esperienza che stanno facendo. Certo, Fabio, andrei brevemente a fare una conoscenza di... Qui abbiamo Filippo Lusardi, appunto, che è uno dei ragazzi Sottolieva. Come ti stai trovando in questo primo anno di Under 15, anche magari nelle partite con degli avversari più grandi? È complicato? Allora, è complicato giocare Sottolieva perché hanno un anno di più e quindi sono più fisici, quindi bisogna essere più intelligenti con la testa e passarla prima e farsi furbi. Auguri! Vabbè, il telegrafico ha reso l'idea. Ma Giacomo, pensavo, mentre parlavo Fabio, no, nella scherma si può iniziare con, che ne so, spada e poi andare fioretto? Non so, cambiare ruolo? Sì, arma in quel caso. sì, diciamo, sono cambiati un po' i tempi, nel senso che quando facevo l'atleta io si iniziava tutti dal fioretto, poi ci si specializzava nelle altre discipline dopo, quindi si partiva perché il fioretto è indubbiamente quello che dà una base tecnica un pochettino migliore, anche perché poi l'attrezzo è un po' più leggero e quindi si faceva, era una scelta obbligata da parte della federazione. Adesso sono cambiati un po' i tempi, nel senso che si va verso la specializzazione e quindi anche noi fino a 3 anni fa partivamo con il fioretto, con i piccolini e poi passavamo alla spada, però purtroppo per una questione anche di costi legati a un calendario totalmente diverso, con trasferte diverse, abbiamo optato per fare monoarma, quindi spada. Il fatto che adesso comunque si parta fin da subito quindi già da partire dagli under 10 con una specialità comunque permette lo stesso di garantire un buon tasso tecnico, ecco. Poi è inevitabile che chi magari ha determinate caratteristiche più diciamo, legate a una specialità venga magari indirizzato verso magari che ne so, appunto il fioretto piuttosto che la spada e così via. Ecco. Andrea, conoscere ancora qualcuno della scherma, Giacomo? Sì, abbiamo Paolo Verlazza che è vicepresidente della Chiave di Scherma e che mi parlava che si occupa più diciamo delle cose più logistiche, lo dico male, lo dico. Allora, intanto una cosa che mi incuriosiva è quanto è anche complicato, quanto c'è da lavorare per organizzare ad esempio le trasferte, comunque andare alle gare, portare i ragazzi e le ragazze. Comunque organizzare una gara di scherma, a parte che è proporzionata comunque all'importanza della gara e quindi dai numeri degli atleti, anche ultimamente abbiamo organizzato qua a Chiavari il campionato interregionale dove c'è stata in 2 giorni presenza tra atleti e accompagnatori di quasi 2000 persone, giusto Giovanni? 650 solo di atleti, poi essendo considerando che erano under 10 accompagnatori, quindi oltre a organizzare una gara
che può creare impegni a livello logistico, a livello di montaggio, smontaggio e anche a livello di logistica di tutto, e anche quello poi di seguire la gara durante lo svolgimento, perché comunque lavoriamo su una struttura di una certa dimensione e quindi c'è un po' da seguire, soprattutto i genitori da seguire nel campo gara, un po' tutto. Diciamo che è molto impegnativo, soprattutto per i falcini che si impegnano tantissimo alle organizzazioni. Noi, diciamo, manovalanza, cerchiamo di fare la nostra parte, e poi il grosso aiuto è il volontariato dei genitori, che dobbiamo ringraziare anche per tutte le gare. C'è bisogno dell'aiuto di tutti, La signora non voleva parlare. La signora? Ah no, sembrava che insomma volesse intervenire, no. Allora, visto che sei vicino a Matteo, mentre prima parlava Luca degli infortuni, allora sembrerebbe voi di pallanuoto sportivi che è quasi impossibile che potete infortunarvi, invece come fate? È successo un fisico fuori, bestiale. È successo fuori dalla piscina, infatti, quindi, per entrambi, quindi sfortuna vuole che quest'estate ci siamo fatti male entrambi, io alla spalla destra, che tra l'altro è il mio braccio naturale. Non però in piscina? Non in piscina. Ecco, in bicicletta. Ah, ok. No, pensavo un infortunio. Successo, quindi purtroppo un infortunio abbastanza impegnativo che mi terrà fuori dalla vasca per un po' di tempo. E invece dentro la vasca succedono degli infortuni impegnativi? Dentro la vasca possono succedere infortuni tendenzialmente alle spalle, le articolazioni più sollecitate sono quelle, poi le altre, comunque siamo in acqua, è tendenzialmente difficile farsi male a un ginocchio piuttosto che a una caviglia, comunque subire degli infortuni come possono subire gli sportivi che giocano su terra sostanzialmente. Quindi tipicamente i più comuni sono quelli alle spalle. Ecco, sì. Anche perché date l'impressione che sott'acqua, nell'acqua... Poi quello che succede sott'acqua rimane sott'acqua. Tanti quindi... complimenti non ve li fate quando giocate, no. Però nella massima sportività, giusto? Sì, se si può chiamare sportività, quella comunque, sì, sott'acqua. Non sempre. Anche se adesso comunque a livello nazionale hanno introdotto il VAR, quindi anche sott'acqua sostanzialmente stanno c'è diminuendo. Sì, c'è il VAR, che tra l'altro... A livello internazionale. A livello internazionale, sì. Nelle manifestazioni più importanti, sì. E quindi alle Olimpiadi hanno usato i mondiali. Poi chiaramente a livello nazionale ancora non è stato implementato, però a livello nazionale sì. Luca, rimanendo in acqua, vela e... No, vela questa settimana al campionato invernale c'era la sosta, quindi riprenderà sabato e domenica con la seconda giornata, con le prove di sabato e domenica, quindi nel campionato invernale vedremo come si svolgeranno appunto queste due prove, quelle di sabato e domenica, vedremo poi lunedì, daremo i risultati di questa seconda giornata di regate. Sì. Bene, allora, alla regia vediamo se abbiamo diversi servizi che ce li stiamo tenendo ma non vanno in vacanza, poi li manderemo nelle prossime puntate, ma ne abbiamo uno, Giacomo, molto importante perché è una manifestazione, o almeno un evento organizzato dall'ufficio pastorale della diocesi per lo sport, capitanato da Don Paolo Zanandreis. Ecco, raccontaci che cosa succede, vanno a vedere una grandissima partita. Esattamente, diciamo sono state coinvolte tra inviti eccetera e soprattutto tra ragazzi e ragazze più giovani 200 persone che andranno il 24 novembre al Forum di Assago di Milano per vedere la partita di pallavolo fra Milano e Perugia, che è appunto una partita del campionato di A1 maschile di pallavolo. Appunto nel servizio vediamo perché è stato organizzato e perché può essere un'occasione importante per appunto chi ricordiamo che partecipa. sono 4 pullman già di ragazzi. 200 persone. Benissimo. Ci saranno gli aspetti tecnici di una sfida ai massimi vertici della pallavolo nazionale, ci saranno le curiosità e la possibilità di vedere in campo i campioni, ci sarà lo sport soprattutto, ma ci saranno anche la fraternità e la condivisione a fare da sfondo a tutto questo. Ecco gli ingredienti della trasferta organizzata dall'Ufficio Sport della Diocesi con il supporto del Centro Sportivo Italiano e delle società del Tigullio. Partiremo con 4 pullman, da Sestri faremo tappa a Sestri, faremo tappa a Chiavari, Rappallo e poi assieme andremo
saremo al forum ad Assago ad assistere alla partita fra Milano e Perugia, che sarà la sera, però prima ci sarà un momento di formazione, i partecipanti potranno assistere agli allenamenti delle due squadre, un momento anche in cui incontreranno i giocatori. Un conto è andare a vedere una partita con la famiglia e un conto è, diciamo, la giornata organizzata dalla diocesi, che parte con l'allenamento e poi si conclude lo stare insieme tutto il giorno e poi si conclude con la partita serale con i posti riservati per l'accordo, diciamo, che la diocesi ha fatto con la società sportiva. Nel 2019 un'analoga iniziativa aveva coinvolto circa un centinaio di persone, quest'anno il numero dei partecipanti è raddoppiato. Questa idea è venuta alla Pastorale dello Sport, al Pronto l'Ufficio. Abbiamo lavorato coinvolgendo le società sportive del territorio e abbiamo avuto un grande riscontro da Carasco, Casarza, su Rapallo tantissimo, su Santa Margherita, sulla Tigullio, insomma tutti si sono un pochino, anche qualcuno su Recco. Abbiamo coinvolto tutte le società e persone di tutte le età, perché vengono le ragazzine diciamo dal mini volley fino alle squadre e soprattutto gli allenatori, i presidenti delle società. Al di là della giornata in sé, lo stare insieme genera un processo virtuoso i cui frutti non sono immediatamente misurabili. Lo sport è sempre un mezzo per cui per aggregare, per cercare di fare stare assieme le persone, di poterle fare stare assieme divertendosi anche, e soprattutto in questo caso anche andando oltre un pochino quelle che sono le rivalità, no? Un pochino il campanilismo che a volte c'è anche fra le società. Generare unità sul territorio anche. Esatto, e scambiare iniziative, scambiare consigli, parlarsi, che non sempre avviene, perché magari uno poi tende a rimanere nel proprio orticello, invece è proprio un modo per innaffiare l'orticello tutti insieme. Allora, buona trasferta e buona pallavolo, sicuramente è una partita importantissima, perciò 200 persone nel nostro comprensorio, insomma, si parlerà, credo, anche di pallavolo nei nostri TG, perché in qualche modo verrà fatto un servizio, almeno spero. Andiamo di nuovo in bicicletta, Giacomo. Allora, siamo di nuovo con Luciano Corino, che ricordiamo è qui, che insieme con appunto altre 3 persone che sono qui sono andati da Levi a San Cosmo Albanese in Calabria, quindi appunto 1200 km. Tanto qui abbiamo, questa è la bici con cui sei andato, tanto serve un minimo di manutenzione poi durante un viaggio così lungo, si fora, cosa succede? Ci tengo intanto a dire che oltre a noi 3 che siamo un gruppo di amici di Levi, cicloturisti come ha detto Marco, ci sono anche altri amici insieme a noi, siamo circa una dozzina, e io questa bici un po' la definisco eroica, non è l'ultimo modello perché si sa il mercato, per la definisco eroica perché insieme agli altri amici con questa bici sono andato a Città del Vaticano, sempre partendo da Levi, ad Assisi, a Loreto. 2 anni fa abbiamo fatto il Cammino di Santiago, dopodiché questo è l'ultimo ecco perché sono molto affezionato a questa bici. Ecco. Diciamo che ha un po' di chilometri, ma rispetto a una bici da corsa normale, per portarla a fare cicloturismo, qualcosa di diverso, non so, per mettere magari le borse, cose di questo tipo, oppure vi appoggiate alla macchina? Come? No, abbiamo avuto appunto il supporto di Fabrizio e abbiamo, in tutte le occasioni ci siamo sempre organizzati per avere un supporto, perché altrimenti... Invece per la manutenzione io ormai la conosco bene, ma cerco di farla io. E poi invece ci tengo a dire anche che nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto in 3 praticamente abbiamo fatto 1240 km per un'altimetria di 13.500 metri e abbiamo fatto tutta la dorsale appenninica e le strade interne non è che siano proprio bellissime. E nonostante tutto questo, in tutto questo kilometraggio non abbiamo fatto neanche una foratura e nessun altro, siamo stati fortunatissimi. Molto fortuna, molto fortuna. Siamo stati assistiti magari dall'evento che abbiamo fatto. Non so. Sono altre curiosità sul mezzo? Direi che mi verrebbe da farti fare un giro qua, però no, troppe cose, no, lì. Siamo attrezzati per quello. Ah, dopo lascia stare. No. Sì. Dopo. Abbiamo un'altra cosa. Bene, allora dai, cominciamo con i saluti. Grazie. Un applauso, ma ci rivediamo Luciano.
Ci rivediamo. Salutiamo Giacomo, tutti gli allievi del Sesti Levante. E un ultimo punto, facciamo salutare il capitano, tanto grazie per essere stati qui e buona fortuna per il proseguo del campionato. Grazie mille, buonasera. Ecco una parola sul capitano, quale responsabilità ti senti da capitano? La responsabilità è molta, ovviamente in campo quando qualcuno, tipo un mio compagno, va a parlare con l'arbitro, nel caso dicesse qualcosa di sbagliato ci vado di mezzo io, quindi la responsabilità è molta. Il capitano ha un po' questo ruolo che l'allenatore probabilmente può parlare qualche secondo in più col capitano di riferimento, giusto? Senti questo? Sì. E quando, la vittoria si festeggia, e quando si perde cosa fa il capitano? Quando si perde cerco di incoraggiare i miei compagni anche se è un po' difficile. Però bisogna, no? Sì, bisogna. E il mister cosa dice? Quando si perde, cosa dice il mister? Ma quest'anno abbiamo perso spesso, nel senso... Vabbè, allora siete allenati bene, ci stiamo allenando su quello, no? Fortunatamente, insomma, è una partita la prima partita che abbiamo vinto dopo 5 giornate è stato il derby con l'Entelle, quindi forse... Allora avete festeggiato? Sì, rispettando sempre l'avversario, perché oltretutto è allenato da un mio ex compagno, Claudio Paglia, e insomma ci conosciamo tutti, però forse come migliore vittoria, come prima vittoria, di meglio non poteva capitare. Sì, perché anche poi derby pallanuoto, calcio, ci sono tanti derby. Qua invece tu, Giacomo, con la Scarma abbiamo delle società che si gareggia come un derby, no? Ma rivalità c'è con tutti, quindi in ambito Genova per esempio sono tre società all'interno della stessa cittadina, lì sicuramente è più l'incontro nelle gare a squadre è più sentito, ecco. Diciamo che in ambito Tigullio c'è Rappallo, ma Rappallo fa fioretto, noi facciamo spada, quindi andiamo d'accordo, quindi non ci sono problemi. Esatto, il derby non c'è. Il derby non c'è. Bene, allora, poi dobbiamo finire come l'ultima volta. Giovanni, un saluto e puntiamo agli europei a Genova di Scherma. L'augurio per il 2025 è quello di crescere come movimento, che tutte le società in Liguria, che non sono tantissime, quest'anno ne abbiamo una in più a Villanova d'Albenga, quindi uno degli obiettivi anche nostri, intesi come comitato, è quello di riportare anche la Scherma nella provincia di Imperia. E l'augurio è quello di essere, come dicevo prima, l'invito è quello di essere dal 14 al 19 giugno a Genova al Palasport e a Jean Nouvel per i campionati europei assoluti. Bene, allora buona Scherma, grazie. Buona federazione, buona Chiavari Scherma, un applauso alla Scherma. Simone, un saluto a tutto il settore giovanile del Sesti Levante. Sì, allora l'augurio che ci facciamo noi naturalmente è che la prima squadra possa salvarsi anche quest'anno, continuare a coltivare il sogno e la speranza anche di questi ragazzi di vestire un giorno la maglia della prima squadra come ha fatto il nostro Andrea Sterlini. Molto bene, un applauso nuovamente. Luca, la grande pallanuoto. Daniele, appunto direttore sportivo del Mobile Pesca Lavagna Lavanda, e gli chiediamo cosa dovrà fare il Lavagna per mettere in difficoltà il Chiavari. Mi aggancio, semplice, banale, forse ai portieri fare un gol più degli altri, però che è troppo banale. Un derby non si prepara innanzitutto con la lavagnetta e la tattica, come ha detto Matteo, loro sono una corazzata, lo sappiamo, li conosciamo, dovremmo essere concentrati soprattutto in difesa e prendere meno gol possibile, è banale, però l'attenzione massima dietro, poi davanti i gol li troviamo, ma dietro dobbiamo impegnarci. Allora, grazie all'appuntamento per gli appassionati di pallanuoto, allora sarà sabato alle 17:30 alla piscina di Chiavari. Allora, bisogna metterci d'accordo con la redazione sportiva, perché gli ultimi anni avete fatto l'addetto stampa di Chiavari, che è Lorenzo Cavallo e Luca Castagnola, a commentare insieme. Vediamo di organizzare la telecronaca, vediamo di organizzarla. Allora, prima di salutarci, finiamo come la volta scorsa. Avevamo Fabrizio Pellettini che abbiamo finito con Si può dare di più. Questa sera i ciclisti hanno anche
la chitarra, perciò vediamo un po', prepariamoci e finiamo insieme cantando, dai. Cosa propone? Il ritornello di Azzurro. Benissimo. Famosa, Allora ci aiuta tutti. anche la Rosalba perché ci dà un po' di tempo con i battimano. Un saluto a tutti, a tutta la squadra nostra, a cominciare dai registi che non li vedete mai ma sono giù, sia Manuel che Mattia, questa sera insieme a Giorgio, abbiamo Sergio questa sera che è in comunicazione con la regia, Antonio alla mobile, Maurizio e Giancarlo alla fissa e appunto Rosalba che adesso aiuterà questo gran finale. Dai, un saluto a tutti, poi sfumiamo con la sigla. Il pomeriggio è troppo azzurro,